sempre con noi. Misto del cielo e del antige poi amate l'ignore proprio della
sempre, Signore, finché a sgabello dei sacerdoti, però il Signore i tuoi nemici. Tu sei sacerdote, a te principato da Dio. Mangiate e bevete parola, alleluia, vivo di che egli prese i suoi occhi al cielo
e furono portati di parla Mi sveglio e sento la tua presenza, sei tu che doni pace e speranza. Ogni mattina il tuo amore è lì, che mi accompagna lungo i miei giorni. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Cammino il mondo col tuo respiro, dentro di me il tuo spirito vivo. Non c'è più buio, non c'è più notte, perché il tuo amore mi illumina forte. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre
Buongiorno e buona e santa domenica a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 12 gli si avvicinarono dicendo: «Conceda alla folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è domenica 22 giugno 2025, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, meglio conosciuto come Corpus Domini. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo una delle solennità più importanti per la nostra fede, il Corpus Domini, il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Questa è una solennità che ci riporta al centro del mistero cristiano, Dio che si dona completamente all'uomo, non solo con parole, ma con la concretezza della carne e del sangue. In un tempo come il nostro, dove il corpo è spesso idolatrato o all'opposto svilito e sfruttato, questa solennità ci ricorda che il corpo è il luogo sacro e che Dio stesso ha scelto di entrare nella storia con un corpo donato, spezzato, condiviso. Vedete, la mensa dell'Eucarestia è il cuore pulsante della nostra fede, della nostra comunità, del nostro essere Chiesa. E oggi la parola di Dio ci conduce per mano a contemplare il significato profondo di questo grande dono. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal libro della Genesi, ascolteremo questo versetto: Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo. Carissimi fratelli e sorelle, questa scena, breve ma densa di significato, è uno dei primi segni di sacralità del pane e del vino nella Bibbia. Melchisedec si presenta senza genealogia, senza storia, ma benedice Abramo e offre pane e vino, anticipando profeticamente ciò che Cristo farà nell'ultima cena. Melchisedec è re sacerdote, ma non di Israele, è un pagano, eppure riconosce il Dio Altissimo. E questo ci fa riflettere su come Dio opera anche al di fuori dei nostri schemi religiosi e come il gesto dell'offerta del pane e del vino abbia da sempre un valore universale, sacro, umano e divino allo stesso tempo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo nostro tempo, dove spesso ci dividiamo in categorie di chi è dentro la Chiesa e chi è fuori la Chiesa, chi è degno e chi non è degno, Melchisedec ci ricorda che il culto vero nasce dall'offerta e dalla benedizione, non dalla separazione.
Vedete, anche nella nostra vita tutti noi possiamo essere sacerdoti quando sappiamo benedire gli altri, offrendo gesti concreti di pace e di cura, un pezzo di pane, una parola buona, un abbraccio sincero. Questa si chiama logica dell'amore, che è la logica di Dio e non è la logica umana, perché la logica umana non ci porta ad offrire, ma ci porta ad avere rancore, odio. Invece la logica di Dio è il donarsi totalmente ai fratelli, soprattutto a chi consideriamo lontano e non con Dio. Melchisedec, fratelli e sorelle, ci insegna in questa lettura che la vera regalità non si impone ma si dona. Infatti il re sacerdote che offre pane e vino è l'icona di ogni cristiano chiamato a vivere l'Eucarestia come stile di vita, non per sé ma per gli altri. Allora impariamo a nostra volta ad essere sacerdoti nel cuore, secondo il cuore di Dio, offrendo al mondo il proprio amore, ciò che Dio ci ha donato di più caro. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, leggeremo questo versetto: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Carissimi fratelli e sorelle, in questo versetto l'Apostolo Paolo ci riporta all'origine dell'Eucarestia, cioè nell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Questo non è un semplice ricordo, è una memoria viva, attuale, efficace, un memoriale in cui Cristo si rende realmente presente su tutti gli altari del mondo. In questo versetto abbiamo ascoltato «per voi» e questa è la chiave di tutto. Vedete, l'Eucarestia non è un rito individuale, ma un dono per tutta la Chiesa. È il corpo di Cristo che forma il corpo della Chiesa. Quando tutti noi partecipiamo all'Eucarestia, non assistiamo a uno spettacolo, ma entriamo in una relazione, in un'alleanza, quella tra Dio e il suo popolo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo come il nostro, dove spesso ci si chiude in se stessi, dove le relazioni sono fragili e il per me dona il linguaggio quotidiano, l'Eucarestia ci educa a vivere per gli altri. Celebrare l'Eucarestia ci cambia se la viviamo davvero in quella logica dell'amore che vi ho detto nella prima lettura, perché l'Eucarestia ci spinge a diventare anche noi pane spezzato e quel vino versato per amore, per giustizia. Solo così possiamo diventare davvero apostoli, apostoli dell'amore di Dio. Altrimenti, come ci ricorda San Paolo Apostolo, la nostra fede resterà vana. Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, leggeremo questo versetto: «Tutti mangiarono a sazietà e portarono via ciò che era loro avanzato, 12 ceste». Carissimi fratelli e sorelle, il miracolo della moltiplicazione dei pani è più di un gesto prodigioso. È una catechesi sull'Eucarestia, sullo stile di Gesù. I discepoli in questa lettura vediamo che vedono la folla e vorrebbero congedarla, mandarla via. Infatti dicono a Gesù: «Lascia andare la gente». Ma Gesù risponde subito: «Date loro voi stessi da mangiare». Questa è la logica dell'Eucarestia. Non respingere, ma accogliere, non trattenere, ma condividere. Vedete, non è importante quanto abbiamo, ma quanto siamo disposti a mettere a disposizione.
In questa lettura del Vangelo abbiamo letto che i discepoli portano 5 pani e 2 pesci, pochissimo, ma dato nelle mani di Gesù diventa sufficiente per tutti. Carissimi fratelli e sorelle, questa pagina evangelica di oggi, in questa solennità del Corpus Domini, ci interpella profondamente. Quante volte anche noi ci sentiamo inadeguati, poveri, impotenti, eppure quella piccola cosa che possiamo offrire, il nostro tempo, il nostro perdono, la nostra presenza, nelle mani di Dio può diventare nutrimento abbondante per chi ci è accanto. E alla fine cosa resta? 12 ceste. Un numero che simboleggia la pienezza, la totalità, la sovrabbondanza di Dio. Ricordate che dove noi vediamo mancanza, Dio vede opportunità. Dove noi vediamo scarsità, Dio apre spazi di comunione. E dove noi vediamo il buio, Dio ci fa vedere la luce. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore oggi ci invita a riscoprire la bellezza dell'Eucaristia, non solo come rito domenicale, ma come stile di vita. Un corpo spezzato, un vino versato, una comunità che condivide e un amore che non esclude. Melchisedec ci mostra la via dell'offerta. Invece Paolo, come abbiamo visto nella seconda lettura, ci ricorda la memoria viva di questo dono di Gesù, e lo stesso Gesù Cristo ci insegna nel Vangelo di oggi che tutto ciò che mettiamo nelle sue mani può saziare il mondo, basta solo fidarsi di Dio. Allora oggi, in questa solennità, quando ci accosteremo all'altare per ricevere il corpo e il sangue di Cristo, ricordiamoci questo. Stiamo ricevendo la vita stessa di Dio, perché anche noi impariamo a donarci come Lui e cerchiamo di non prendere quel corpo e quel sangue in modo indegno, senza il perdono, con il risentimento, perché come ci ricorda l'Apostolo Paolo, chi si accosta all'altare in questo modo sta mangiando e bevendo la sua condanna. Allora, a tutti voi io auguro una buona e santa solennità. Possa il corpo di Cristo donarvi amore, pace, gioia, e possa il suo sangue versato per amore lavare ogni vostra colpa e rendervi puri agli occhi del Padre Celeste. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 22 giugno 2025, solennità del Corpus Domini, del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Pensiero di Padre Pio di oggi. Ricordate che non c'è peggiore inferno dell'indifferenza e dell'ingratitudine. Chi vive chiuso nel proprio egoismo vive già l'inferno sulla terra. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero.
Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Buongiorno a tutti, domenica 22 giugno. Oggi Gesù ci invita a non preoccuparci. Non preoccupatevi di quello che mangerete o di quello che indosserete. Ed è bellissimo questo perché in realtà noi ci preoccupiamo tanto. E tutti i giorni ci svegliamo angosciati dal presente e dal futuro. E allora forse dovremmo farci questa domanda. Ma ci fidiamo di Dio? Lo sentiamo vicino? Perché? Perché se torniamo a quando eravamo bambini, ecco, noi non ci preoccupavamo. Che qualcuno si occupava di noi. E adesso che siamo adulti, c'è qualcuno più grande di noi, che con tenerezza si occupa di noi. E allora siamo invitati a guardare verso il cielo per sentire questa premura grande e misericordiosa di Dio che si occupa di noi. E per quindi alleggerire il cuore, vivere sereni, perché dove non arriviamo noi, arriverà senz'altro Dio e sa fare le cose molto meglio di noi. Buona giornata. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. La risurrezione di Gesù ci offre nuovamente il dono della vita, quello della vita eterna. La nostra speranza è nuovamente illuminata. In questo tempo, carico di sfide, il Signore è risorto, ci doni di porre i segni di una umanità e di un mondo rinnovati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pietro disse: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito Santo ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo protesi verso il compimento definitivo del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il frutto della redenzione operata da Gesù. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo, insieme a Maria, Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso,
Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità del corpo e del sangue di Cristo. Il brano del Vangelo di questa solennità riporta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Sulla riva orientale del lago di Tiberiade, nelle vicinanze di Cafarnao, la folla si stringeva più che mai intorno a Gesù. Quando il giorno cominciava a declinare, gli apostoli erano vivamente preoccupati per la moltitudine che, trovandosi in una zona deserta, non aveva il tempo di recarsi nei più vicini villaggi per rifocillarsi. L'ordine di Gesù dato agli apostoli di provvedere loro stessi a sfamare la gente era praticamente ineseguibile, anche facendo ricorso alle provviste che i più previdenti avevano portato con sé, dato che tutto si riduceva a 5 pani e 2 pesci. Egli incaricò i discepoli di distribuire i 5.000 presenti in gruppi di 50 e dopo aver benedetto le esigue provviste ne ordina la distribuzione. Sant'Agostino vede nel miracolo di Gesù un gesto creativo, un gesto di onnipotenza e di amore. La tenerezza dimostrata da Gesù verso la folla nell'insegnare e nel guarire i malati acquista un tono particolare nella sua premura nel provvedere anche al bisogno materiale di tutti. È la bontà del pastore per il suo gregge che culmina nel dono dell'Eucaristia.
Al tempo di Mosè, Dio aveva donato dal cielo la manna per sostentare il popolo eletto durante la peregrinazione del deserto, e nel deserto suo figlio dà un cibo che prelude al nutrimento più essenziale, al dono incomparabilmente più prezioso, al vero pane della vita che viene dal cielo, l'Eucaristia. C'è un particolare molto importante: la parte privilegiata che gli apostoli hanno nello svolgersi del miracolo. È Gesù a moltiplicare il pane, ma egli lo passa ai discepoli perché siano essi a dispensarlo al popolo, quasi ad anticipare le parole divine della istituzione eucaristica. Fate questo in memoria di me. Altri riferimenti all'Eucaristia si trovano nelle parole e nei gesti di Gesù, che prega sul pane, lo spezza e lo distribuisce. L'Eucaristia è la perenne fonte di vita e la Chiesa ha sempre religiosamente custodito come preziosissimo tesoro l'ineffabile mistero di fede che è il dono dell'Eucaristia, donatole da Gesù come pegno del suo immenso amore. Il Vangelo dice poi che tutti mangiarono a sazietà. L'Eucaristia, soltanto l'Eucaristia può saziare ogni nostro desiderio. Tutto il resto, anche le ricchezze e i beni di questo mondo, ci lasceranno sempre vuoti e insoddisfatti. La seconda lettura ci presenta invece il racconto della sua istituzione. Durante l'ultima cena avvenne il più grande miracolo che si perpetua ad ogni celebrazione della Santa Messa. Il pane muta di sostanza e diventa il corpo di Cristo, e così pure il vino che si trasforma nel sangue preziosissimo del Redentore. L'Eucaristia che Gesù stringeva tra le sue mani durante l'ultima cena è lo stesso suo corpo che a distanza di pochi giorni è stato immolato sulla croce, ed è lo stesso corpo che ogni volta riceviamo con la comunione. Durante l'ultima cena, dunque, Gesù anticipò il sacrificio che compì sul Calvario. Fin dal suo sorgere, la Chiesa ha sempre obbedito al comando del Signore: fate questo in memoria di me, celebrando la messa ogni giorno. Non si tratta di un semplice ricordo di un avvenimento passato, in quanto l'Eucaristia rende presente in modo sacramentale lo stesso sacrificio del Calvario. Riflettendo sull'Eucaristia comprendiamo facilmente i doveri che noi abbiamo nei riguardi di questo grande mistero. Il primo dovere è quello di ricevere spesso la Santa Comunione e di riceverla degnamente. Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave deve prima confessare i suoi peccati al sacerdote. Bisogna ricevere la comunione in grazia di Dio, altrimenti si commette un sacrilegio. Inoltre bisogna preparare la mente e il cuore, evitando la superficialità. Il secondo dovere è quello di visitare spesso Gesù presente nelle nostre chiese, nei tabernacoli. Sia pur brevemente, abituiamoci a una visita quotidiana in chiesa, ove parlare familiarmente con Gesù, che è lì presente, ove aprire il nostro cuore. Chiediamo infine alla Vergine Maria questa grazia così grande, la grazia di una grande devozione a Gesù Eucaristia. Terminiamo ora con la preghiera al Sacro Cuore. Cuore Santissimo di Gesù, fonte di ogni bene, ti adoro, ti amo, ti ringrazio e, pentito vivamente dei miei peccati, ti presento questo povero mio cuore. Rendilo umile, paziente, puro e in tutto conforme ai desideri tuoi. Proteggimi nei pericoli, consolami nelle afflizioni, concedimi la sanità del corpo e dell'anima, soccorso nelle mie necessità spirituali e materiali, la tua benedizione in tutte le mie opere
e la grazia di una santa morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta
Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, ecco, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a madre Giuseppina Bakhita, madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità. E non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Per dello Spirito Santo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E il Verbo si è fatto carne E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave, ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito La tua grazia, o Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. In particolare, perché ognuno di noi trovi consolazione nel rapporto personale con Gesù e impari dal suo cuore la compassione per il mondo. Per tutti i sacerdoti in difficoltà, soprattutto quelli che sperimentano il dramma della solitudine e il peso del fallimento, uniscili più strettamente a te e fa che trovino nella comunità cristiana il sostegno per crescere nella tua amicizia. Perché la Vergine Maria sia maestra di vita spirituale per ogni cristiano. O Padre, che hai voluto Maria Santissima ai piedi della croce, unita al sacrificio di tuo Figlio, per sua intercessione, fa che portiamo in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Maria, Madre della Carità, ai piedi della croce, prega per noi. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. Venite prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Adoriamo Cristo Signore,
pane della vita. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo Cristo Signore, pane della vita. O pane vivo memoriale della passione del Signore, fa ch'io gusti quanto è suave di te vivere, in te sperare. Nell'onda pura del tuo sangue, immergimi, o mio Redentore, una goccia sola e un battesimo che rinnova il mondo intero. Fa che io contempli il tuo volto nella patria beata del cielo, con il Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Hai nutrito il tuo popolo con il cibo degli angeli, gli hai dato pane dal cielo. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai nutrito il tuo popolo con il cibo degli angeli, gli hai dato pane dal cielo. Alleluia. Sacerdoti santi offriranno a Dio l'incenso e il pane. Alleluia. La solista canta la prima parte della strofa, l'assemblea ripete: benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Angeli del Signore, benedite, o Signore. E voi, o cieli, benedite il Signore. Acque sopra il cielo, benedite il Signore. Potenze del Signore, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli.
astri del cielo, benedite il Signore. piogge verugiade, benedite il Signore. o venti tutti, benedite il Signore. benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Fuoco e calore, benedite il Signore. freddo e rigore, benedite il Signore. rugiade brine, benedite il Signore. ghiaccio e nevi, benedite il Signore. benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Anime dei giusti, benedite il Signore. umili di cuore, benedite il Signore. opere del Signore, benedite il Signore. ora e per sempre. Benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Sacerdoti santi offriranno a Dio l'incenso e il pane. Alleluia. A chi vince darò una manna nascosta e un nome nuovo. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti. Per stringere in catene i loro capi, i loro nobili inceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A chi vince darò una manna nascosta e un nome nuovo. Alleluia. Dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome, fra le genti in ogni luogo e ho offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti. Ci hai dato il pane frutto della terra, alleluia, alleluia. Ci hai dato il pane frutto della terra, alleluia, alleluia. E il vino che rallegra il nostro cuore, alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci hai dato il pane frutto della terra, alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangerà questo pane vivrà in eterno. Alleluia. Benedetto il Signor Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo. Un prodigio di salvezza ci ha dato, dalla stirpe di Davide suo servo, come nei secoli aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti. Salvezza certa dai nostri nemici, dalla mano di ognuno che ci odia. Misericordia ha usato ai padri nostri, si è ricordato della sua alleanza. Del suo patto col Padre nostro Abramo, di liberarci dai nemici nostri, per servire sempre alla sua presenza, senza timore, in santità e giustizia. Tu piccolo figlio sarai chiamato, profeta dell'Altissimo, e andrai ad aprire le strade avanti al Signore e al popolo annunciare la salvezza. Nel perdono di tutti i suoi peccati, grazie all'amore suo il Dio nostro, a noi dall'alto invierà una luce che splenda quanti sono nella notte. A quanti giacciono in ombra di morte, e guidi i nostri passi in vie di pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangerà questo pane vivrà in eterno. Alleluia. Cristo è il pane della vita. La Chiesa acclama con gioia. Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. Cristo, sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che sulla croce hai offerto al Padre il sacrificio perfetto. Insegna anche a noi ad offrirlo degnamente insieme a te. Cristo, Re di giustizia e di pace, che sotto i segni del pane e del vino ci hai dato il memoriale della tua immolazione sulla croce. Accetta anche noi come offerta a Dio gradita. Cristo, che hai voluto perpetuare in ogni parte della terra la tua offerta pura e santa, fa che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo corpo. Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, fa che rinvigoriti da questo cibo giungiamo al tuo monte santo. Cristo invisibile, ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e bussi. Vieni da noi, cena con noi e noi con te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio
e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.